entrando nel cuore. Attenzione qui, c'è questa sposone. Ecco qua. Perfetto, guardate scalettina qua. Ecco il mio collega. Guarda, questa roccia sicuramente è caduta e si è incastrata. Sì, sì, perché... Meno male, perché se fosse caduta avrebbe bloccato il passaggio. Avrebbe tappato, sì. Meno male che... Speriamo che non ci cada in testa. Non credo. Fantastica, e poi è bella profonda, Eh sì, È incredibile. Vabbè, sono solo 50 metri in effetti. È il punto più alto. E questo è qui da girarci un film, È da girarci veramente un film. Prova a abbassare un attimo il tablet così ti... Ah, ok. Questo posto entra nelle top 5 della Sardegna, è veramente stupendo, è più bello anche di Sugoroppo, perché guarda, così verticali, passaggi così stretti. Qui in effetti è un po' rischioso perché li tenerti molto a saldo, Ah, con le mani, sì, sì. però una basta. Sì, adesso poi magari interromperò le riprese perché chiaramente non posso rischiare che mi caschi il tablet. Al contrario. Sì, sì. Tu ce la fai, Luca, a fare le riprese anche? Sì, perché è piccolina questa, non è Qui questo è un passaggettino un po' difficiletto. Aspetta che ti faccio la foto un attimo. Ah, questo è un posto che andrebbe fatto pagare, beh sì, perché guarda, farlo pagare per cose molto meno, cioè... Ah, qui c'è l'altro tratto della corda. Un posto così bello, cioè scherzi? Esatto, poi lungo. Veramente lungo. Non so. Qui c'è un affratto, un buco qua. Una spaccatura. Penso che una spaccatura così lunga sia unica in Sardegna, no? Così, così... Io non so, ma penso che in Europa sia stato... In Europa lo stesso, cioè veramente lunghissimo. Ma sarà anche più di 300 metri. Questa è la zona, forse 300 sì. questa è la più ripida, mi sa. Sì, questa è più ripida dell'altra ancora. Sì. Tu pensa che c'eravamo andati una volta con gli amici di qua che hanno parlato di cani, avevano una paura, soprattutto nelle scale. Beh, certo, poi è ovvio, chiaramente, sì, sì. Perfetto, mi sei all'altra, allora vedevano solo. Sì, sì, è fantastico, veramente. Ok, ci prepariamo a scendere qua, devo però necessariamente spegnere le riprese, il tablet. A dopo.